Come le famiglie, anche i comuni non ce la fanno a far fronte ai rincari di luce e gas e i sindaci, da bravi padri di famiglia, devono far quadrare i bilanci, perché l'alternativa, la peggiore, sarebbe quella di aumentare le tasse o tagliare i servizi. Soluzioni estreme alle quali non si vuole arrivare, perché a pagare sarebbero ancora una volta i cittadini. Si rischierebbe di far pagare due volte questa emergenza economica proprio alle nostre comunità. Prima devono pagare le bollette, poi pagano le tasse e non ricevono i servizi. E il presidente ANCI Veneto, a proposito di servizi da tagliare, lancia un monito ai colleghi sindaci. Attenzione, dice, a quello che deciderete di eliminare. Chiedete una consulenza agli uffici dell'associazione, ad esempio se vorrete intervenire sull'illuminazione pubblica, per non andare incontro a conseguenze sul fronte della sicurezza stradale. E se si possono fare, in che forma? Questo per evitare di prestare il fianco a delle situazioni spiacevoli. Al danno dei rincari si aggiunge la beffa degli aiuti arrivati agli enti locali con gli ultimi provvedimenti del governo. Hanno stanziato 80 milioni, di cui 20 alle province e 60 alle città metropolitane di Roma, ancorché non abbia nemmeno bisogno, perché il certificato non fa bisogno di 40. È un aiuto che è poco più di una pacca sulla spalla, perché sono arrivati 300 milioni distribuiti tra tutti i comuni d'Italia. Vi faccio l'esempio del comune di Treviso: a fronte dei 3 milioni in più di spese di gestione di corrente elettrica, in questo decreto aiuti mi sono arrivati 281.000 euro. La preoccupazione dei sindaci però è legata anche alle emorragie di dipendenti, con gli uffici comunali sottoposti a carichi di lavoro importanti, perché c'è una sfida, quella del PNRR, che ha scadenze sempre più ravvicinate, come quella di marzo 2023, che se non rispettata rischia di avere pesanti ricadute ancora una volta sui comuni. Quindi vuol dire che non arrivano le prime tranche dei fondi e che li devono trovare i comuni. Uno stanziamento straordinario di almeno ulteriori 350 milioni di euro rispetto a quanto già previsto con il decreto aiuti, un intervento fiscale in materia di IVA sui lavori, procedure più rapide ed immediate per le modifiche e varianti dei contratti pubblici sono alcune delle proposte avanzate dai sindaci e racchiuse in un documento. Scriviamo al Presidente del Consiglio, però voglio dire, probabilmente sarà una lettera che questo Presidente del Consiglio manco leggerà e che il prossimo Presidente del Consiglio speriamo tenga in considerazione.